Destinato a rallentare ulteriormente il processo di accorpamento delle Camere di Commercio di Agrigento, Caltanissetta e Trapani. La sospensiva non c'è, ma incombe e bussa alla porta. La novità che oggi rischia di fare saltare il banco, di cambiare le carte in tavola, è un'ordinanza del CGA al quale si erano rivolti con l'assistenza legale dell'avvocato Gaetano Armao, Lega Coop Agrigento, Conf Cooperativa Unione di Agrigento, Confesercenti Sicilia Area Centro Meridionale, Confesercenti Trapani, CNA Agrigento e CNA di Trapani. La richiesta delle sigle di categoria era quella di riformare il precedente pronunciamento, quello emesso a fine marzo dal TAR, con cui aveva respinto la loro istanza cautelare. In buona sostanza invocavano la sospensione degli effetti del decreto dell'assessorato regionale alle attività produttive, con il quale venivano ripartiti i seggi per la composizione del nuovo ente camerale tra le varie associazioni. Una distribuzione delle poltrone contestata per la sovrarappresentazione, questo è il nodo sollevato, concessa da alcune sigle di fresca Costituzione con diffusione limitata ad una delle 3 province. Adesso dunque si è espresso il Consiglio di Giustizia Amministrativa, ritenendo che le esigenze rilevate vadano meglio tutelate mediante una sollecita definizione del giudizio di merito. Sarà così nuovamente il TAR a doversi pronunciare sulla intricata e complessa vicenda. Tutto questo ovviamente determinerà inevitabili ritardi nella procedura per la costituzione della nuova struttura camerale, ancora oggi guidata dal commissario regionale Maurizio Caracci.